Questa canzone ci ha fatto dei anni e finché si sfoglia so di non manca, anta posto attenzione a pezzo di un problema importante. Ci torna da su conto di come questa regione noso a su tento si idea o canno per fare questa conferenza di Salim Basarda de convidare questo mingiano sa musica nareos in sardo moderna e contemporanea, costumeria un vago sa tradizione e fosse idea di far comprendere che esiste una cultura in Sardegna, una cultura sarda, in lingua sarda, aggiungevo, ci è una cultura forte, ci sono popoli sigidi, ma ci non tenere su giudo, su prestigio giusto in questa società. Poi taga, questa società di sarda, a noso biveo, questa è una società che ci tiene di un'industria culturale ci non anda da questa parte della cultura sarda, non anda da questa parte della lingua sarda. Io sono contento me da Cadeneus, in DO è un assessore come Sergio Milia, con sa gente ci dà aiuta. Poi Sergio Milia è un assessore ci ha dimostrato a tutto su si interessa ci tiene di questa lingua e poi questa cultura sarda in sardo, narueo. Però, naru pure, e si donava sempre a Sergio Milia questo, che un assessore non basta da. E non basta un partito, e non basta una volontà di forte. Poi Caseo sta intro di una macchina, la Sardegna sta intro di una macchina culturale, di un'industria, ci dirà da sa limba sa cultura italiana. Non è che noi si scontra a italiano, a sa limba sa cultura italiana, però si commenta sui nari è spago, scascia sa fonti pitticasa, non potete entrare tutto e tanto si va in sceveroso. L'assessore, che è un nome di governo, scidi, che sa regione non è come una vettura, che lui entra dentro, si sezza, guida e anda a Ubaorlese. Non è casi sa regione, è meta più complicata. Sa regione è semplice da usare un treno. Su treno potete andare effetti a punti binari. E i binari su Santa Fatto si può andare a Ristanisi, non potete andare a Nugoro, poi può andare a Nugoro e poi fai un'altra ferrovia. Ferrovia senza regione funti in Lesi, funti in Normasa, funti in Bilancio. Tanto un noso, e tanto cercavo di fare con questo accordo di Sergio Melia che è una politica visto e da comprendio. Cercare di fare comprendere, e questo finché non so se spedendo aiuto pure, cercare di non imparare questo mondo su, ci imparano a lingua sarda e non si che stiamo andando mai a pari. Non si può andare, per 10 anni si può parlare con una legge sul Stato in questo ufficio linguistico, e ho questionato a questa gente delle cose difficili, strambecca si nata in vita mia. Pianificazione linguistica, standardizzazione, rivitalizzazione, ci fanno di cose non arrivano a su coro dessa gente. E poi questa è una cosa normale, Funti questa antica Susanzia ci ha cantato come del nani, guarda, Susanzia per antica dessa Sardegna, fu a questionare in sardo e a difendere la lingua sarda in domo, pesando i sficius in sardo. L'alleanza ci deve fare è questa, non so dei uffici linguistici, i cantatori, i poeti, tenore, non schizzionavo un montone orte, degli anni, non schizzionavo, se ho 10 anni sto ragionando dente, piloso, lo ragionavo sempre e non l'ho mai fatto. Poi tacannoso, se uso, devo giro un meta in Italia, in Europa, in comunità linguistica, in minoria linguistica. Non so se uso una comunità di linguistica come è sardo, se una minoria linguistica, ma curiosa vero, Cioè, se Europa è su Stato italiano e tutto, sanno che ne usa una lingua, che se usa una minoria linguistica, e pare che non so da accettare in italiano si dice nostro malgrado. Cioè, se uso, sì, te ne uso una lingua, ma mancai fai un macchiorese. I macchiorese e torna a questa questione, vinse se sai grungia ci narrato Luigino Cosso, questa grungia ci sono imparato e tenevo ancora. Funti gusto, si andiamo a deppe parri grungia, come te popolo, ma meglio su forse si donarri. Santa convinto a noi, in isanno, questa non è che benite con un fossili di due punti in costa, se dinanta, non deve sfruttare in sardo, no, è un'industria, ci ti convinci a ti hai tutto su che cose non valenti. Santa convinto in questo ultimo 30 o 40 anni, che a questionare una lingua e meglio succede questionare due. E non so, popolo fiero, orgoglioso delle nostre radici e tradizioni, non fate ciò scritto, ma da fatto. E in domo,
Mannausu, e Mannaisi, e Babus, e mamma, sai sficius, tanto imparare una lingua, ci manco conoscevano, sta bene, e nasce una lingua nuova, italiano regionale, c'è stato una mestura, ma comunque, la rasca è italiano, ma questo è stato più un primo macchiore. Un altro macchiore è scuso di non essere coerente con ciò che si narra. E noi stai attento a come questa industria culturale moderna e contemporanea vuole cullunare sul luogo, così nata in sardo. Ponarri, è bello a cantare in sardo, a scrivere canzoni, a si commuove quando queste cose, a alzare a pizze su palco e a commuovere questa gente. Noi dei uffici sono riusciti a fare, noi siamo un negauso. E per questo che si sarebbe di s'aggiuto dei artisti. Perché non so, a rinesceus a questionare sul giovedì di questa gente, perché sappiamo questo sfide difficile, no? Pianificazione, standardizzazione. Non so, a su coro non devo arrivare, se abbiamo bisogno dei artisti, potrai acciappare su coro di questa gente sarda. Però, dopo stai attento, perché l'industria culturale dominante ci fu in anno prima, non è che ti nega che esiste questa lingua sarda, non si può negare che esiste questa lingua, esatto lingua, esatto quattro lingue di Sardegna. Ti dà presente in tanta maniera che non sarebbe da nulla. Ti dà presente tanta prazia, arcaica, ci non sarebbe di vostra contemporaneità, non sarebbe di vocatare in un treballo, non si può espressare tutto in lingua sarda, come ci sta gente per 1000 anni se non può espressare nulla, non era. Ti dà presente tanta gasi. E os altri casei artisti devi comprendere che, come te ne racconto, il mezzo è messaggio. Ci devo ando e canto una canzone, poi pico sul microfono e da presento a sta gente in italiano. A peso di questo modello si è costruito trasmissioni televisive da 30 anni, in televisione nostra. Stiamo presentando su sardo come una lingua strana. Ci sarebbe da cantare ma non biveri, una lingua esotica, ci tiene di questo bello suono, su questa arcaica, non però presento in italiano, su presentatore sta lì chi dio bello, in cravatta, principe di Galles, come a Mimi, e fuori in italiano. Sa gente ci si educasse ad in domo, e te comprendete. Su sardo è una lingua bella, può cantare questa poesia, ma può biveri non sarebbe. Dunque, attenzione, questa tradizione su folklore potete essere strumentalizzato contro questa lingua. E questo è un altro brigungia, un altro collunamento ci si è fatto in suo tempo. Ci andate un montone, ma come non è storia. Mi interessate a fare comprendere questo. Poi fai questo binario, poi costringi questa regione, impari con questo assessore e impari con i politici che ci si può aiutare. Poi fai questo binario, poi torrai a sta libra come te narrata questo mingiano Piero Marra. Tocca da Sivone impari e a fare pesare questa forza di questa potenzia ci tiene questa lingua e il suo popolo sardo, a ova si decidi, le cose si decidono in Castello, in sa regione. Cioè, ognuno del nostro anda da conto suo, i cantatori con i cantatori, i coro polifonici non si può intabbiare con i tenori, questo sono dei suffizi linguistici che anche volente fare in lingue artificiali, cioè, no. Tocca da Sivone, tutto impari a fare una pressione, impari con sa politica, poi taggasi, s'industria culturale sarda, invece di finanziare cultura forestera, mancai che l'incuno sordo, in questo campo puro, potrai cercare di pesare questa cosa. Ma la prima cosa è in domo, poi un altro macchiore sta a cantare in sardo e a pesare sfici in domo in italiano, Poi te scommente ci devo, mi pongio una ingia, poi bende su in sardo e poi buffo birra, devo su primo. Questa è una cosa che non torna da conto, questa. Questo è un altro macchiore. Ci non si accettava, si vari normali, poi scuola, università, giornali, televisione, radio, Cresia, regione puro, non tutto, ma regione puro, Santa imparavo a accettare i normali. Invece, proprio come ti ha cantato dai anni, su Sanzia Brusantica dei Sardo, su fuori, a questionare in sardo e a difendere questionando dedo, essendo tutta news. Fatti gusto Leonardo, grazie. Bene, bene Meda. Ergai pizzinoso, tocca a te non si schidare. Abbiamo una quantità impressionante di premi di poesia. Qualcuno dei suoi testi suoi sono stati musicati e cantati. Collabora pro organizzazione di attobios, mostras e presentazioni de libros de autores meda importantes
pro s'arte e sa cultura sarda. Este una poetessa vamada e de sensibilità de manna, meda attenta a sarfainasa e a sos problemas sociales de sa gente sua. Anna Cristina Serra. Tanti oi dorrai grazie a sa regione, poiché che ogni tanti vai su dove risu, non sempre, ma ogni tanti lo vai. Per noi ti dorrau grazie, sperando che ti faccia sempre meglio su e sempre di più. Poi oi anai un'altra cosa pure, che ho hanno passato sa dopo che ho tentato a fonni, o hanno noi cambiato meta, una lingua normale da fonni che hanno passato. E una lingua normale esti ocanno in questo tema di musica e di poesia. Che è essa differenza? Questa differenza è che è essa mia. E da stimo, tengo un muovo, poi stiai come si comporta. E come penso esatta lingua e tutto, no? A me mi piace da pensare che è sfueddoso, non così difficili che vorranno di peppe, denormalizzazione, oppure sfueddo che imparavo che stanno con Equitalia o con i bancas, no, questo sarebbe un'altra cosa, no, suoi che stiano di musica e di poesia, che esti, da creo, se espressioni brumanna dell'animo della gente, che ho da dove hai altra gente, e possibilmente ho da dove hai su che noi spaccia, da no, se eterno, quindi non so che stiano di gusto, tanto a me mi piace da pensare che i suoi che nascono in questo dritto, ognuno si scera a sua, a dove hai su cuore somini. Stavo pensando a che anche un assimbillo, posso trovare su tema di costumerie, per esempio un assimbillo che mi veniva, proprio con che riesce effetto che potete donare un uvueddo peritadoso che si adoppia con una musica, con un traggio a suo proprio peritadoso, che possa essere come su suono che va in sacco in crovettura, no? E quest'uomo pare che si prende da Devueddos o da Maia, come tannao Antonio di Strinna prima. Oppure un altro assimbillo può essere questo di un trecaggio, di anche sordingio e sa dramma, sa dove antamonai traballo che gusto, no? Quindi questo è adesso simbillo, ponai detta po' di nasci, sa dove tra su fueddo poetico e sa musica, però l'essendo a patti uno va con questo macchimminesi e che stiamo invece della realtà, che anche una questa vaga esperienza che devo apputento in questo adobio, posso dire che ho insertato un tratto differente, cioè questa poesia che nasce e a barra di aici, poi che su poeta da intende compria, da intende di che non si può aderezzare, che questa poesia, questo sueddo, o intendavo con un soro a fare i suoi doveri che deve fare. Un altro tratto è invece, per esempio, Sadovio con un'altra sensibilità artistica. Devo accennare, per esempio, questa collaborazione che ho avuto con Pino Martini per quanto riguarda questa musica e Ambra Pintore, questa musica moderna e con Franco Amadao e invece esiste Sadovio che appunto è un volo con questa tradizione, con un coro che canta una ninnia. Ecco, tanto so, quando questa poesia non sono e compria, quando a me mi pino me narrata, a me serve una parola o più parole che ripetano il suono R. E tanto so uno, cioè non penso che uno tenga questa abilità di imbusciare di nere, di no, le cose fantastiche non si toccano, no, devo sicuramente di Pino Martini mi vedo e quindi è una collaborazione tra sensibilità differenti e sul resto
E poi c'è un altro dritto che è scusso invece che una poesia nasce e avrà da Icci e è musicata da un musicista, del resto non credo che Fiorello ha patentato questa possibilità di domandare a Carducci che ora da di musicare la nebbia agli articoli, no? Panai. E un'altra esperienza in questo dritto è tutto è scusa de sa musica de su vuedo che adobbia sa musica, ma si va in un luogo differente, non in una piazza, ma in teatro. Che in teatro doiadi un dritto importante meta e che a noi appartiene meta intro di una canzone puro, di una poesia diventata canzone, che sia su dritto di su mutimene. In piazza non si può fare, adionai questo. Invece in teatro è possibile questo puro. Tanto in tutto questo, ed etta dipende di sta maggio, di sta limba che adovia sa musica, un altro traggio. Deo credo che dipenda da sta limba e tutto, no? Da sta storia sua, del suo luogo di anche nasce, da che sono, da che storia essa conta, da che gente. E dunque di tutto i sentiti che da componenti e che davanti l'ompi ai cordo eterno che vorrei detto prima. Donna limba conta un mondo, devo appunto che se non sta pure, è una limba normale, quindi non credo che sia da nemmeno o dei atras, ma nemmeno peus, credo che sia come a suo manco come dei atras. Però mi piace da pensare che la limba nostra è nasce ascoltando su cantido de Serrio, oppure su zone su vadenti, su frusi e su ento, e sa oggi su mare, ma che sa dove da goa con un'altra musica, questa parte è sempre sa che vinciti, poi te che conta di un mondo che già hai potuto usare intro. Finza se poi credo che su sono sia sa parte più misteriosa della lingua, però questa finza se sa sopravvio, su che poteva da questo scrugioso che fai di una lingua, una cosa proprio possa dire. Aspetta, buffo poco poco, se no non ci rende aiuto. Però una cosa che depunai è che però non tocca da neanche a imbrogliare, cioè a imparare questa lingua, tutto andava bene, tutto su che è fatto in sardo è tutto bello, è tutto normale, non è vero? In sardo si va in porcherias, come si va in porcherias in ogni trette mondo, e quindi deve ottenere il coraggio di si confrontare e di si donare loro, no? Quindi poi non è giusto, devo a gatto che non sia giusto a imparare questa lingua, ma da volta finza se può una soddisfazione certa personale, potendo su che mo si in italiano successo, no? Credo che sia da a tenere con rispetto questo. E per oppure che a me da canzoni che vanno per la maggiore, tenenti un ascolto buono e finza se uno, come tennai, una cosa, un riscontro commerciale, economico, buono, come certa letteratura. Questo non vuol dire che sia proprio dei satros oppure che sia da che ballanta de bruso. Io credo che questo gli ha da toccare a viri che dura, possa andare in suo tempo e finza se su chi vuole interrennesce a donai a suo cammino de sommene, poi noso, io credo che debba oppunnare ai gusto, a suo cammino de sommene, de umanità, poi noso se sardo se lo veo su noi, con le conoscenze che ci un noso, con su che ci fai noso, però savunna e scusa. Però
sa domanda che io ho fatto prima, perché antatenni dura o no, questa non è una scelta che appartiene a noi, e quindi dalla Saudi Aici. E pensa se poi adesso il resto, Salvatore Zatta, narata, che in suo mondo non c'è luogo tutto, se ognuno fa il suo chipote, oppure può da serrare con un altro diccio, ognuno va i sonori su. Io credo che questa lingua nostra sonori su sia fendito da sempre. Forse si tocca tante tenere per coscienza. Non c'è tipo canture tocca questa musica e questa poesia, ma che è una cosa che, come dicevo prima, si ha al sallucci quando è in antesi, ma io credo che tocchi di tenere per coscienza, vinza se in suo maniscio di ogni dì. Aici forse si usa un po' di minesci di bruso e comprendi un vago di bruso su un mondo che questa lingua sa la sau. Poi, e poi grazie. Come vi scherzo presentare un amico, un collega mio, bravo, preparato. Este un tenore che canta da in su teatro lirico de Castello e per in altro luogo a furio de tutta Europa, sente che abbarra sempre un appassionato della musica e della lingua sarda. Este è un mastro del coro de Saida Sua, dell'Ufula, e nos ha da faedare sobre il tema Pizzinnos sardos homines agrestes. Cherzo muttire in che faedare Ioanne Cosso. Saluto a tutti. Amitennite, sì? Tanno Pisinno sardos homines agrestes, tenore. Del pastore assiso l'imago ritorna fedele alla mente all'atto del cantare dolente. Solitaria armonia sublime si leva dalla mortale carne per scivolare soave nell'infinità del tempo. E poi, cara mia terra natia, non vedi in cui tu nel pensier mio non scorri. Le tue fattezze aspre, chiaroscuri delle valli, l'aridità della terra, il verde secco e sporco dell'ombrosa vegetazione accendono nell'animo mio il tenero fuoco delle lacrime. A te torno solitario, a volte in pena, altri in nostalgica felicità. Sono verso il depissinno in cerca di una gloria immortale, no. Sa verità è che questa parola, sposta in un ordine che pare di poesia, sono un lamento, un pranto mascherato, un modo di vaidare che in sa terra natia a lacrimas asciuttas. In sa prima poesia bessa pittura mia personale ed esso segnoso invisibile che ha tracciato su tenore sardo un si spiritu arveschente de sa mia gioventute. Su tenore promene i canto de pastore, de campagna e de solitudine, vortis che l'assozia io a babbo chi pastore e fomini spartano in sarregno, sempre spacas parola, ma abbondante de messaggio limpios e precisos e preziosos. Babbo che in su tenore e tutti i suoi amici che cantaiano a chinisse a tenore in pastore, quasi tutto. Homines che leonares che colaiano oralmente al de sardies e dies interias in completa solitudine, miranni a miranni da un'altura solitaria, sa vasta pianura di Isalle o sa dura rocca del suo montalbo, che non ti ha che bitter ma ti ha che di immaginare e sognare. Batte elevazione in questa costante e fissa osservazione di un luogo già visto e osservato. Donzi die quasi sa matessi visione. E stanno chisamente brinca tatirue, chi circa libertate, loco largoso, e camminati in suo sogno e si perdete, ma non vorte muliare lo torra a schitare. Dunque risu tenore su canto che accompagna su viaggio immaginario su pastore, e geo emigrato a s'epoca e pimbriscia, mi so posto in quest'altura tenorile e cantando dimenticato ma pu visto su dur profumato dessa terra che amo tanto, e bola io che a store, pellegrinanne da Samea a sa terra ospitante. E una mano in sa massidda che sa che ridora
e in satira una pinna ma piscrito las paraulas provolare in sa sola de sconforto a dome mama. Ed è babbo, e a pasare che ne visto in suo chile stimato. Sa paraula de sol versos italiano scaponato, noi ni sos causamo donzi di in sillero in boteca, ma in sos pannos chi vestio per omidare in un sembiante cu forme a soloco in un bippo. Che l'onares che hanno so a Brescia approdato, ostacolo che primo mattoiato sa limba italiana quotidiana. Da esempio, sa limba italiana per noi sardos un ostacolo è stata. Io m'ammento che hanno in scuola, in locos, in numbe innecessario italiano, mi devio concentrare e poi vai dare. Tipo quando si deve sparare a Silvone, noi scosa e donzi die. Quando capita ti concentra, spunta e spara. Ma questo che sa limba mea nostra è susardo, sa chi mamma, babbo e Sardegna donzi die nos han fai dato. A questo punto di apoternare che sa prima limba, sa limba e mama, sa limba mama, sa matriche, e spromesso sardo, emmo, ma batto un'altra prima vera limba, ed essa che nessune hai da pruso, questa che ti impara non a fai dare, ma a bidere che le son sar bellesa che si stichino in susino e in sas intragnas più profonda de sa pura umanitate. Si non schimus questa limba, e scomente decolari videnne, ma che ne venne osservare giardino de montagnas o distesa al marina scolorata al lunare argento, o quello limpioso e steddoso, o tramonto ruio di stracchesa. Certo che vediamo sa bellezza, ma solo sa superficiale. Se so pittore bravo puro, poto con maestria un arvole pintare e mancare dai largo. Si però quest'oggetto, la curzio, lo osservo e lo tocco e lì a eddo. Bene, tanno sa pittura non è mortale, ma è spirituale. Curreti in so suono dessa musica divina. Sas parola de sol verso il meo, che ringrazio, che mi ha chiena volare in sa saese, dessa terra che mi ha dato sul Natales, in igolita dai terra, in supra, in orpello schivestio, solo roba e carasecare. Gollio tutto dai terra, osarfò da schinaghe da tenio, ma fure rimunire bellezza dessa vita, calicuna chi non queria dai terra e staccare, ma costretto a mi fermare e a osservare, e a intendere, i de terra e dai terra, ma voleiati in chelo in forma musicale. Tutto è scominciato una sera, corcanne in suo letto, il stracco che pezzino spensierato, un mese dormito, ha pinteso volando in saera un canto armonioso, che massi spirito de dorcura inondato. Itte bella cosa, itte bello canto. Minché brinco dal suo letto e curro a mi scampiare e bido un cerchio che paria pintato, del giovano scantore de musica, che in uini de tenore, ma de coro polifonico educato a un canto coordinato e compatto. Duol dai tanno sos istantes sos amores. Tenore e coro polifonico a sasar da sanogoresa. Ma sor duos amores in suno in satiro intrizitos, casuno i babbo su tenore, satiro i figlio. Poi ho imparato che il coro polifonico tenia pure atera rechina, so scofarios, e atera un modo religioso al decantare. E atera spuro in esa sontana, da scale su coro, che mi ha conquistato abito aggiunta sprena sa linfa generosa di suo canto. Una lotta lunga è stata, non colaia mai, non vidio solo di cominciare esa avventura musicale, ma ipo pizzino, galo quasi pizzinneddo. Di mano di entrare a suo coro, ma uno tenero sorriso, ma con grabbo allontanato. Iatta avvisiamo noi. Però bi su tenore pro fortuna, s'amore pro antico, che non m'ha mai abbandonato. A s'epoca ipo de cazza appassionato, e chi in babbo donzi Domenica, chisto su manzano, hanno io fatto a questa stupa schercanne si spidungulato. A sera che hanno ghiraiemo dopo mannicato, sormanno scantaiena tenore, e geo attaccato che musca su mele, non mi moviò dai solo e sos cantores. Ma pavidamente rimunito tra orbellos e tra malo de sau che tenulile conduttrice e dessa accompagnamento de basso e contragutturales e dessa gentile oche, mesu oche così tora. Totapo provato in suo tenore, prima sa oche e sa mesu oche, poi sa contra e poi su basso puro che hanno mancaia su pezzo, in certo armamento non è possibile a non tenorale. Una via imus tutto rimunito se queriamo cantare, ma sa oche su tenore mancaiata. T'hanno pensato di ponere su basso a cantare, però noi si avvere sol de poesia, ma pro fortuna è letterato. E a goi cominciato. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Dante puro a tapito sonore de pone sa divina commedia immortale in su canto un raggico a tenore. Poi su tempo vicolanne, Geo sono entrato a fare parte del suo coro polifonico virile. Ite contentesa, tanno solo a cantare, periodo memorabile e felice. Tenore, coro, cassa e companzia, ipopreno de Sardegna. Però ipo troppo inebriato per amabbizzare che devio prosa approfondire su modo de cantare, sia in coro sia in su tenore. Poi sa orta de sa vita, a piscoperito solo rico cantare. Una vrama de passione che regalo bruianne in susino.
Mi sono iscritto tanto sul conservatorio in umbe, pro sa prima via ho visto con noto e lavorato che mastros competentes e ferratos. Sa pagina de musica in tutto prenasa mi sono visto designoso in annanta sannotas, che sa solo mi pariano bastantes. Sol mastro valoroso ma l'ha imparato che su segreto più umano de donzi bella musicale esecuzione è serrato in questo signos che ne sono. Meraviglia, un'altra riscoperta, ma toccaiato un altro monte che gettare. Canno abita che io cantaio gallo in suo coro polifonico, ma già grazie a sos primo rudimento musicales, comprenio che metal de sos signos de sos scales apaidato, non in suvrore de san notas musicales, ma sul lizzo de sol verso de poetas immortales. Dunque non paria manca vero, proveni a interpretare la pagina al vocale e toccaia di analizzare in profondità su senso letterale de sol verso che hanno ispirato la veste musicale. Ma sul significato de sol verso de carchi poesia toccaia di equivocare da ses intragnas de carchi paraula che non si conosciat, ma si acchiat, e cercando studiando esa poesia che sia quasi dritta fuori a armonia musicale. Potiate essere solo cussa. Donzi cosa si spartito in satra intrizzita. Non si potiate entrare però da esa boveta, ma da esa ianna principale, su testo, sa poesia. Magnanima custode de vrores che ne mere. Poi bisa tecnica vocale, su uno esprimo de mastro de canto, donde uno tiene salfidea sua, e bolgaranto che noi sta passizzare a si muovere in questo ruvaglio intrizzito de teoria. Ma noi po soddisfatto de si studio, tanno con dolore ha stabilito de partire a continente e so partito. Tanno ha abbandonato famiglia, terra e scolas, amicos, coros e tenores, con panzias e spassos, per placare sarsura focosa chi s'avrà mai essa passione musicale generale. Inia terrore gigante il de combattere, ma canno pasa io, mise Dio in cusaltura tenorile e ai nocche, che in sa mente, che in suo coro sereno torra io. Come namosu dai canno sogherato al bello vile, ov'io dormì agnello, annato Dante, mi so dedicanne che in serena e lucida passione a sa cura vocale e musicale del suo coro polifonico virile omines agrester dell'uvula. L'esperienza che ha proposta a banna in tutto questo anno di studio, che in organo terminato, lo soghetanne ammazzolo de vrores che ne preso su insanimo de custori splendidos, intelligentes, appassionatos e passionales omines agrester luvulesos. Sul lavoro principale a sinizio è consistito in s'educazione de suricera a ischire distinguere un usono calante o crescente da un usono intonato. In suo matessi tempo ha lavorato su per aspetto vocale. Sao che sarda non è per forza nasale e incarcata, ma può dare un'apertura che non trae che emissioni tipica del suo modo nostro de cantare. Scusate. Ma anzi la ricchi gallo de prul liberanne sos armonico de saoche. So scale ne determinano sa caratteristica più importante, su colore, su timbro. Non vi ne esiste due uguali. Dunque, liberazione della vocalità, educazione de sull'icras intonazione, educazione a schire a scrutare la differenza tra due esecuzioni del suo medesimo brano, lettura del suo testo e analisi del suo testo poetico in funzione vinza della emissione vocale e della cantabilità di una certa parola o verso in una zona della gamma vocale della diversa zocca del suo coro. Poi si studio della cura e su fraseggio e della espressività. Los invito sovente a esagerare per quanto riguarda l'espressività. Grazie. Quindi posiponane, los invito sovente a esagerare per quanto riguarda l'espressività. Su pudore sardo, però carchivia è un serio ostacolo. Ma lo stiamo superando. Tutto questo lavoro in un coro polifonico, mancare sia di musica popolare sarda, si può galuacere che è un genere a edo de soscorso di tradizione nugoresa, recente gallo da esplorare e ampliare, arricchire e perfezionare, ma che ne perder mai su contatto sia caro, pena la creazione di creature speziose che desardono una nuda, che in sa sacra sarditate. Se perdiamo di vista questa sarditate in nome di una ricerca innovativa che si muove in maniera casticata che ne orientata a direzione, tanto non siamo fa che ne vene né a sa Sardegna né a sa musica. Sa vera musica, infatti, si pasca terva e veritate. Per quanto riguarda il suo tenore e il suo primo amore, meno male, Sanremo non cambia un pacco, il suo tenore scommente in un uraghe, inequivocabilmente, possentemente, massicciamente e maestosamente sardo. E che a suo uraghe il suo tenore ha già una struttura definita, immutabile. In suo tenore si chiama armonico o che è basso a un'ottava di distanza, sa contra a un intervallo di quinta da su basso e sa misuo che a una terza su per sa oche. Es che sa non è Beethoven, non la sinfonia di Beethoven, si la tocca se il morto. O si nono
provate a porre una copertura in sunuraghe, magari di teula colorata, diventiamo patrimonio dell'umanità. Su tenore però, che è salvaguardato e che è educato chi vi canta e chi ne custode di storia allo rispettare che baluardo di questa vera sarditate. Però riguarda la lingua sarda, e su Mattesi, ma che non ha differenza rispetto a su tenore e a sunuraghe. Sul dominio della limba, a muro il grussoso, ma non a giannasa. Chi è che potete entrare e vi potete abbarrare e potete pure comandare mancare siete stranza. La lingua inglese, come per esempio, ha invaso sul campo già minato dalla lingua italiana, dalla lingua nostra isolana. Un altro invasore ha colto chi non ore a fare danno da Zuzè così in ospitale del Susardo. Noi stimiamo... Meno male, babbo parente. Noi stimiamo sombra nostra, pulimusu e fino. Dunque, sonnuraghe, su tenore, sull'imbalzo e tutto su che io che ti insintragna sarditate e chi è venuto in visita non sia mere invasore in domo nostra, ma sia t'ospite gradito de passaggio, ossia sardo. Sinono, da muscara, nos connoscene, non che sedere in saltura tenorile a sognare su tempus che viviamus che popolo potente, ma un vorte moliare nos torrata a ischitare. Sos uomines agreste l'uvulesoso hanno fatto un'iscommissa, hanno posto sul lizzo del suo monte a crescere in sombra de su tristo semenare. A saltura tenorile bicchiere lampilare propria aghere e non ca un istranzo invasore dell'imbalzo tenore, nuraghes e cantubalde vera sarditate, bilormanna pro iocuri d'anciano o provisto prepotente. Dai como su vorte moleare sia samuita, tremenda de Sardigna, pro si stranzo che chiede comannare, però sempre siat, pro sa sarda gente isolana, una durche e soave melodia. Deur borvardet. E come posso fare una presentazione meda sintetica, non binda bisogno, su tenore mielino pira dei viti. Ringraziamento all'assessorato alla cultura e istruzione della Regione Sardegna per aver apprezzato di questo invito, a Mauro che gestisce questa dia dedicata alla musica leggera e alla musica sarda. Bene, io ho preparato un intervento sul rapporto che veste tra identità, tra tradizione e innovazione in su canto a tenore, ma ho cambiato idea che prefero che intendiate su canto in questo contesto, questo è un contesto legato proprio all'innovazione che come ti scritte venne su canto a tenore proveniti da un contesto sociale meta preciso, nasciti intro una idda, cresciti intro di una idda, è legato a sa popolazione, a suo rapporto tra sassente, a sar festa, è un'espressione de somine, ma come è diventato vinza un'altra cosa, è diventato musica, ecco, e si intratti a world music, lo potremmo ascoltare un po' in tutto il mondo, a sapere i suoi negozi de discos, ma noi chi mette serenità abbiamo accettato questa condizione nuova del suo canto, che per noi la tradizione non è una cosa che deve stare firma dentro un museo, la tradizione chi non cambia è una tradizione, chi non è più tradizione, è una cosa che muore, invece il canto deve sempre esichire su chi ha che somine, il canto cambia chi somine, quindi è giusto che vi sia questa innovazione, però è importante che i cantori, che come il gruppo, sono diventati, come ti potremmo narrare, i depositari ecco, di questa tradizione, devono avere questo lavoro che metta responsabilità di chi sa coscienza, a chi ischinne i te narrare a bere in mano una cosa come inteso canta a tenore. Quindi noi abbiamo appitu, come te potremmo dire, la coscienza, la consapevolezza di questa tradizione. Bosachimo intendere un canto a isterrita girata a bocca e notte, che è un canto in uve su testo ermete importante. La poesia, il messaggio poetico è metta importante, sprus importante della musica. Potremmo dire su un canto
colto, potremmo narrare, ecco, del suo canto a tenore. La poesia è Gino Baglio, un canto di amore di Paolino Pischedda, un poeta vizzichesu che del suo secolo colato. Grazie. Farfalla in uve servolenne, posati che mi va che scumpanzia, virma tu un istante via, camminare dai nuve serbenzenne. San Maria procomente in tutue star girenne e si mise sa notizia arbattenne de sa tantissima canzone mia. Puista e sana si sposa, beato tu e casco su tesoro. E dunque si descarchi ma riposa, minoli secher dolare sorbrios. I sati che narrer meta cosa e sprotti da resossa lu dormio
Grazie. Come colamos, noi sappiamo intendere un altro tipo di canto. Questo è un canto e ballo. Già la parola narrata, qual è la funzione di questo canto, il ballo, quindi a fa che rannare un ballo. Non è proprio un canto, quindi chi è fine a se stesso, come te potremmo narrare, ma è un canto che ha una destinazione coreutica. Io quando andiamo a Forza e cerchiamo di spiegare, questo è un canto a tenore, brullane andiamo che questa è la discoteca de Sormazzore, potremmo narrare, no? Che ne ballo una esta non poteva tannare, il ballo itti este che lui è importante, certo prima itti metta così importante che permettia a assumere di accurziare a Saemina, noi itti metta semplice tanno che l'uomini Saemina si potevano accurziare o addirittura toccare, bene, il ballo itti uno di questo spacco armamento, in dove questo poteva succedere. Abbiamo un piccolo, uno ioku che abbiamo andiamo fuori, cerchiamo di intendere come si forma sul tenore, come nasce l'armonia del suo tenore, questa un'armonia formata da battor voces, questo un solista che canta un testo poetico, questo è l'unico del sorbattor che canta un testo poetico. E poi sosateros hanno un accompagnamento armonico e ritmico che serve pro cadenzare sul passo proprio del suo ballo. Quindi ascoltare prima che chi pesa la melodia e poi a sicchire sul basso, la contra e la mesoca e poi sul canto prosegue tisichiti sa sviluppo suo. Ballo serio. Frutto celeste mai assaporato, un frutto celeste mai assaporato, un frutto celeste mai. Bum 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 mami mamum mami mamum mami mamum. Isconnota delizia in susino, un frutto celeste mai assaporato, un frutto celeste mai assaporato, dell'aroma tale profumato, dell'aroma tale profumato, dell'aroma tale profumato, che non possa Dimmer
Grazie, grazie a te tutti.